Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Cointreau che dall'esterno cerca di sfilare in testa. Sbaglia intanto Cometa Petral, che era l'avversario principale Numero di 4 Cometa Cointreau, Petral, che si squalificato. ritrova così in testa in 100 metri, seconda posizione per Carpe Diem Col. Più indietro in testa c'è Carinissima UP, via via gli altri, con appunto la squalifica di Cometa Petral. Primi 200 in 15,9 con partenza da fermo per Cointreau. In seconda posizione si mantiene Carpe Diem Col davanti a Carinissima OP, poi accenna a muovere al largo per un attimo Cocobella che precede Caddy Pan. Intanto 32,9, rallentamento brusco con un 17 di secondo parziale per il leader Cointreau, che non ha alcun interesse a questo punto ad alzare il ritmo di gara. Completa i 600 in 49,5, ancora un 16,6. Va di passo, quindi passo di caccia per Cointreau fin qua, e all'esterno si fa luce quindi Cocobella che gradualmente avvicina il leader. 800 in 1,4,9, c'è stato un 15,4 ora sulla dritta delle scuderie. A contatto si mantiene Carpe Diem Col davanti a Carinissima OP, più indietro invece Caddy Pan, che non segue il ritmo dei primi per il momento. Il chilometro iniziale in 1,20,3 da parte di Cointreau, che fin qui ha scherzato. All'esterno c'è Cocobella, lungo la corda rimane Carpe Diem Col e in terza posizione Carinissima OP, mentre perde ancora più contatto Caddy Pan, che fatica davvero a seguire il ritmo dei primi 4. Frazione ora in 15,2 per Cointreau. Alla corda Carpe Diem Col in seconda posizione, all'esterno è Cocobella con Carinissimo OP che chiude il quartetto. 600 alla conclusione, ora un parziale in 15,5 da parte della testa. Cointreau leader, controlla la situazione a 500 dal palo, si trascina sempre Carpe Diem Col, mentre al largo Cocobella è sempre lì a contatto. Un parziale ora in 15,1 per affrontare la curva conclusiva. Cala a questo punto Cocobella, mentre Carpe Diem Col rimane incollata alla schiena di Cointreau, cerca di rifarsi sotto Cocobella sul rallentamento di Cointreau in curva, non vuole far prendere la rincorsa a chi è in schiena. Il parziale infatti in 15,9, ora allunga nuovamente Cointreau in tutta scioltezza. Cointreau nel finale viene a chiudere la terza consecutiva, secondo posto per Carpe Diem Col che precede Carinissima OP. 1,18,4 con 35 a chiudere, 36 di penultimo quarto. Andiamo a rivedere le fasi finali. Vittoria veramente agevole per Cointreau, Edoardo Baldi, la terza a seguire. Il secondo posto invece per Carpe Diem Col, che ha seguito tutta strada il leader e favorito Cointreau, mentre per il terzo, andiamo a vedere le immagini, Carinissima OP ha ragione di Cocobella.